Tavagnacco e AGSM Verona, ovvero terza contro quarta, si affrontano per l'ultima giornata del massimo campionato in un match che ormai è una classica del calcio femminile, ma che non può aggiungere più nulla in chiave classifica, con entrambe le formazioni già proiettate verso la fase finale della Coppa Italia. Le veronesi passano in vantaggio sotto il nubifragio alla prima opportunità. Marta Mason in campo dal primo minuto serve Melania Gabbiadini che penetra centralmente e batte Penzo con un preciso rasoterra sul secondo palo. 30ª rete in campionato per il capitano Scaligero. Dopo un paio di buone opportunità veronesi, il Tavagnacco perviene al pareggio con Paola Brumana. La numero 10 entra in area e fa partire una conclusione chirurgica che coglie il palo interno e si insacca. Le friulane, galvanizzate dal gol, sfiorano il vantaggio con Zuliani, che chiama Oxtron alla difficile respinta. Il portiere svedese del Verona tocca in angolo anche la conclusione di Bonetti. Passata la sfuriata friulana, le scaligere si riportano in vantaggio con una ripartenza micidiale. Gabbiadini si invola sulla destra e serve in mezzo Marta Mason. L'attaccante veronese, quasi in scivolata di prima intenzione, trafigge Penzo. Verona ancora pericoloso con Toselli, murata da Rodella, e Tavagnacco che risponde prima del riposo mettendo in difficoltà la retroguardia scaligera. Al quinto della ripresa, nuovamente sotto il nubifragio, il Tavagnacco perviene al nuovo pareggio. Giuliani mette un pallone d'oro in mezzo per la deviazione vincente di Tatiana Bonetti, che si ripete 2 minuti più tardi da centro area. Il terreno sempre più inzuppato d'acqua rende imprevedibili passaggi e traiettorie. Il Verona potrebbe portarsi subito sul 3-3, ma Marta Mason si fa respingere la conclusione davanti a Penzo e le pozzanghere non facilitano i successivi tentativi delle veronesi. Il gol del 3-3 giunge comunque poco dopo con la neoentrata Martina Gelmetti che ribadisce in rete con l'aiuto di una deviazione a conclusione di un'azione insistita delle veronesi. Gara pirotecnica tra due compagini che giocano a viso aperto. Al 28esimo il direttore di gara assegna un calcio di punizione alle veronesi e da distanza considerevole Melania Gabbiadini piega le mani a Penzo, portando nuovamente in vantaggio le scaligere. Poco dopo viene inspiegabilmente annullato a Gabbiadini che di testa anticipa Penzo, portiere friulano che nell'occasione si infortuna ed abbandona il campo in barella. La gara non termina mai e in zona Cesarini prima arriva il nuovo pareggio delle friulane con Zuliani che finalizza nel modo migliore l'assist di Bonetti, poi addirittura Melania Gabbiadini in contropiede mette dentro la rete della tripletta personale, portando per l'ennesima volta in vantaggio a GSM Verona. Dopo 7 minuti di recupero l'arbitro fischia il termine del match e la conclusione del campionato. Le veronesi chiudono in bellezza con una vittoria pirotecnica sul campo di una corazzata del calcio italiano. La stagione non è ancora finita perché adesso Gabbiadini e compagne si concentreranno sulla Coppa Italia.